Incidenza dei positivi al 9%. Vaccinazioni. L'ufficio del commissario nazionale Figliuolo conferma la maglia nera della Sicilia. Prima anche per rischio zona gialla. Giuliana Miccichè. Sono 822 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 9.083 tamponi processati. L'incidenza è al 9%. La regione è ancora al primo posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 14.077 con un aumento di 666 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 153. Le vittime sono state 3 per un totale dei decessi a 6.086. I ricoverati ordinari sono 472, 31 in più, e quelli in terapia intensiva sono 54, 7 in più. Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province. Palermo 244, Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28 e Messina 26. Nel frattempo si paventa ormai che la Sicilia sia destinata ad essere tra le prime regioni d'Italia a passare in zona gialla. Sono 2 le date in cui potrebbe avvenire il passaggio. Nella migliore delle ipotesi, con l'attuale ritmo di ospedalizzazioni, potrebbe scattare lunedì 23 agosto. Nella peggiore, invece, subito dopo Ferragosto. Gli ultimi bollettini registrano numeri allarmanti. L'isola è prima regione per nuovi casi, decessi e ricoveri. Inoltre il report settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità conferma come moderata ad alta probabilità di progressione la classificazione del rischio in Sicilia, unica regione a meritarsi questo giudizio insieme all'Emilia-Romagna. Cresce in maniera veloce anche l'occupazione dei posti letto in ospedale. Nei reparti ordinari negli ultimi giorni ha raggiunto il 12%, mentre in terapia intensiva il 6%. Se l'andamento dovesse essere questo, tra una settimana la Sicilia potrebbe raggiungere la soglia del 10% in terapia intensiva e del 15% in ricovero ordinario, ovvero le 2 percentuali che farebbero scattare la zona gialla. La crescita dei ricoveri sembrerebbe anche essere la conseguenza del basso numero di vaccinati in Sicilia. Anche l'ufficio del commissario nazionale per l'emergenza Covid, Figliuolo, ha appena confermato che la Sicilia è la regione italiana più indietro nella campagna vaccinale. Ed è un primato che riguarda quasi tutte le categorie divise per età. Nell'isola non hanno ancora ricevuto la prima dose 72.076 persone over 80, e cioè il 21,2%. Subito dietro alla Sicilia ci sono la Calabria e l'Abruzzo. Nella fascia di età 70-79 anni i non vaccinati in Sicilia sono 93.919, e cioè il 19,71%. Ancora una volta la Sicilia è la regione con la percentuale più alta, seguita da Calabria e dalla provincia autonoma di Bolzano. Passando la fascia di età 60-69 anni, nella nostra isola sono 153.061 le persone in attesa della prima dose o della dose unica per una percentuale del 24,25%. È stata invece completata la vaccinazione degli ospiti delle residenze sanitarie assistite.